Buona giornata, bentrovati, nuova settimana per quanto riguarda l'informazione qui su www.venetoglobe.com, la nostra web tv che vi accompagna giornalmente con gli appuntamenti dedicati alla rassegna stampa dai principali quotidiani. Mirko Villanova è in studio, le principali notizie cominciamo questa settimana, questo lunedì, dicono che sarà una delle settimane più calde per quanto riguarda l'estate, allora apprestiamoci e facciamo attenzione naturalmente a come ci si dovrà comportare con il grande caldo. Andiamo ad iniziare, prime pagine, Gazzettino, Tribuna, poi guarderemo per quanto riguarda la pagina provinciale sia Gazzettino che Tribuna, concluderemo con la Gazzetta dello Sport di questa mattina che ci porta naturalmente a parlare delle belle notizie sportive avute nel weekend. E allora eccolo qui il Gazzettino, prima pagina del lunedì, il quotidiano del Nord-Est ha 3 riquadri soliti in prima. Il richiamo per le pagine interne, a pagina 8 a Conegliano annega, il cuore si ferma, un trentenne salvato da una dentista. Teatro La Fenice, dalla bicicletta alla musica, il sovrintendente su 2 ruote, se ne parla a pagina 13, e poi atletica, la figlia di Fiona May, vedete, vince l'oro nel lungo, a pagina 21 poi amplificheremo e amplieremo questa notizia. La prima pagina è aperta dalla notizia principale, quella dell'autonomia, vedete, feriti da Conte, i governatori di Veneto e Lombardia scrivono al Premier dopo la sua lettera, siamo stati presi in giro, poi l'annuncio, se resta così non firmeremo, ma Palazzo Chigi apprezza toni nuovi e diversi, questo per quanto riguardava la situazione autonomia. Un'analisi che ci porta al senso comune, la forza e la debolezza di una strategia. Luca Ricolfi questa mattina in prima e poi a pagina 23 del Gazzettino. Riquadrato il retroscena del capitano ed il professore, la convivenza impossibile, gli amici di Salvini da qualche giorno si ripetono, Matteo ha quasi nostalgia di Di Maio, cioè è cambiata la coppia di duellanti ed il nuovo tandem, Salvini-Conte al posto di Salvini-Di Maio, ormai infiacchito dentro e fuori il suo partito, sembra ancora più incompatibile di quello precedente e il capitano non si trova più a suo agio con il professore, quello che ha felpa, la felpa, gli piace mostrare il pancione, questo ha la pochetta addirittura con il pizzo a 3. Questo per quanto riguardava l'articolo che poi va a riprendere a pagina 5 Mario Aiello sul Gazzettino di oggi. Ancora con una foto in prima del Gazzettino, la procreazione assistita in Veneto fino a 50 anni, nell'ultimo anno ha rilevato a nord-est 8.846 coppie si sono sottoposte a tecniche di procreazione assistita. A questo settore è dedicata la delibera con cui la Regione del Veneto, in assenza del decreto ministeriale, ha deciso di fissare da sé le nuove regole. Per omologa ed eterologa il limite di età per le donne sarà non di 46 bensì di 50 anni, stanziati 360.000 euro per coprire la fascia extra LEA. Cara burocrazia, leggete a nord-est, costa più di 4 miliardi l'anno, studio della CGA di Mestre su pratiche ed oneri, il record spetta a Padova. E poi si parla di mafie in Veneto con i tentacoli dell''ndrangheta e della camorra sulle spiagge. Eraclea alla camorra, Jesolo all''ndrangheta, l'ombra della spartizione tra le mafie del litorale veneziano esce dalle indagini dei carabinieri che hanno messo a nudo la presenza nascosta delle famiglie calabresi nella gestione del golf club di Jesolo. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, la notizia poi è rimbalzata su tutti i quotidiani nella giornata di ieri. 100 euro, andiamo a Venezia qui, Venezia, posteggiano le bici in calle, multati, 100 euro di multa a ciascuno dei 3 giovani turisti francesi che avevano posteggiato la loro bicicletta a Venezia in una calle laterale di Lista di Spagna, legandola con un catenaccio. I 3 ragazzi, che in base al racconto degli agenti della polizia municipale hanno dimostrato indifferenza anche quando sono arrivati i vigili del fuoco con la mola per tagliare la catena, si sono presentati nel momento in cui
cui hanno capito che i vigili avrebbero portato via loro i mezzi di trasporto. La sanzione è scattata per la violazione del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, appunto a Venezia. Notizia che ha rimbalzato stamattina sulle radio, sulle TV con i primi TG è quella dell'alpinista piemontese Francesco Cassaro, che è rimasto ferito in un incidente sulle montagne del Pakistan, scivolato per alcune centinaia di metri mentre scendeva dal Gasherbrum 7. Appello della famiglia al ministro degli esteri Moavero: ci aiuti. In effetti è successo, perché è stato salvato, è stato già portato al campo base, mentre il suo compagno scenderà tranquillamente a piedi. Passioni e solitudini, l'inquietudine estiva e la voglia di felicità, è questo l'articolo di Alessandra Graziottin, che va in prima e a riprendersi poi in pagina 23 per questo argomento. Lasciamo il Gazzettino momentaneamente e passiamo sulla Tribuna di Treviso, la mettiamo così, eccola qui, anche la Tribuna, 2 riquadri in prima, oltre 2300 film per l'Edera Festival, se ne parla a pagina 20, e poi i Blues Brothers a Suoni di Marca, se ne parla a pagina 21. La notizia principale o l'apertura è questo scontro finale, anche in questo caso sull'autonomia. Il presidente del Veneto Luca Zaia e quello della Lombardia Attilio Fontana non firmeranno l'intesa sull'autonomia se si continua con questa farsa. Lo hanno scritto in una lettera aperta al Premier in risposta a quella di Conte di ieri. I due governatori si dicono profondamente feriti dalle parole del Presidente del Consiglio. La foto è per il bosco verticale di Treviso. Il comune di Treviso blocchi il cantiere del bosco verticale sull'Alzaia. Una società immobiliare ha scritto un esposto al sindaco Mario Conte denunciando irregolarità nel cantiere per la realizzazione di 3 edifici alti 7 piani a pochi metri dall'argine del Sile. Il grande progetto di Stefano Boeri non rispetterebbe il rapporto fra altezza e vicinanza al fiume, né avrebbe seguito le vie dovute. Il sindaco difende invece il piano e dice: se vogliono vadano in procura. Vedremo come andrà a finire questa notizia, questo argomento. Se ne parla intanto a pagina 11 della Tribuna di stamane. Di spalla abbiamo una serie di richiami. Il primo è per la pacchia è finita, governo a pezzi, se ne parla a pagina 3, a pagina 12 invece giro di assegni e bonifici ma nessuno pagava le bollette, al Sacro Cuore degrado, spaccio e piccoli furti, bisogna intervenire, questa è la denuncia. E poi Coneglianese, duna verde, infarto in acqua, un bagnante è stato salvato da un medico, se ne parla a pagina 16. Jesolo, la movida blindata a 7 giorni dalla strage. Poi andremo nelle pagine interne 8 e 9 della Tribuna di Treviso, perché c'è un grande servizio. La vittima lamentava uscite folli dal conto. Qui siamo sul delitto dell'altro giorno. Paolo Vai, 57 anni, ucciso dalla compagna e da un'amica a Serravalle di Vittorio Veneto. Prima di morire ironizzava su Facebook: viste le uscite dal mio conto, presunto di aver dato deleghe a sconosciuti dopo aver bevuto. E poi su Facebook annunciava di voler divorziare. Paolo aveva ricevuto un'eredità dal padre e manteneva così le 2 donne che ai carabinieri hanno detto: lo abbiamo soffocato insieme. Infine le 2 squadre, le 2 storie sono gli stranieri in squadra e si chiama United Colors versione Tarso. Da anni ormai Tarso ha una squadra dove gran parte dei giocatori sono stranieri. E poi coach Francesco, che vince la disabilità e insegna il volley. Soffre di problemi di spasticità, ma è il coach di una squadra di volley, il gruppo sportivo Conscio. Scusatemi, Francesco Cancian, 29 anni, impiegato con forza di volontà e determinazione, dà lezioni a tutti. Sono molto competitivo, ho detto, con piccoli accorgimenti riesco anche a superare il mio deficit. Allora, vado sulla Tribuna
per andare sulle, a parte le pagine di primo piano con Conte, l'autonomia non può essere una bandiera regionale da sventolare, la risposta di Zaia e Fontana, questa è una farsa, non firmeremo nessuna intesa e qui ci si martellerà per tutta la settimana sicuramente. Poi ferito a 6.000 metri, salvare l'italiano diventa un'odissea, comunque è stato salvato. Poi eccola qua le pagine, eccole qua le 2 pagine della Movida iesolana, no? Guardate il titolo: Jesolo, Movida blindata a 7 giorni dalla strada, punito chi si diverte, tornati i pattuglioni dei vigili con gli etilometri, piazze e strade militarizzate, ragazzi perplessi perché dicono ciò che è capitato è terribile ma la vita va avanti. L'importante è che la vita vada avanti, ma non che vadano avanti le bevute e le ubriacature così ogni piè sospinto. Contromano in via Bafile, Schianto, c'è una denuncia, un 19enne di Padova ubriaco nei guai per lesioni stradali, ritirate ben 7 patenti, un automobilista ha anche tentato di fuggire. Di spalla vedete le foto dei 4 ragazzi, Riccardo, Giovanni, Leonardo ed Eleonora, 4 vite spezzate in una notte d'estate, bisogna sempre ricordarselo questo. Rimaniamo su Treviso adesso, sulla pagina trevigiana della Tribuna, fermate il cantiere del bosco verticale, era l'articolo di prima, un esposto a Conte denuncia delle irregolarità, il progetto delle 3 palazzine firmate Boeri non avrebbe rispettato le distanze dal fiume Sile, il sindaco dal canto suo dice vadano pure in procura. Ancora assegni e bonifici dai conti ma non pagavano le bollette, il giallo dei bilanci di alcuni palazzi amministrati dalla Nino Bixio SNC di Zacconi, nel mirino delle proteste anche la socia Monica Grespan, la figlia e la consorte. Poi le altre notizie, spunta, eccola qua, una mega eredità del padre, lui diceva uscite folli dal mio conto, le manteneva grazie al ricco lascito e meditava di lasciare Patrizia. Le 2 donne dicono e confermano di averlo soffocato insieme. Dall'autopsia però arriverà la verità sulla tragedia, oggi le 2 amiche sono dal giudice, stamane l'udienza di convalida, il medico legale dovrà chiarire l'ora e la dinamica anche dell'assassinio. In provincia, scorro velocemente, andiamo qui sulla MAEG che costruisce l'ospedale dei bimbi progettato da Piano per Emergency. Il centro pediatrico in Uganda sarà una struttura d'eccellenza. L'Archistar ha detto questo è un vero modello di sostenibilità ambientale e mi pare che questo possa essere tutto per quanto riguarda le pagine provinciali della Tribuna. Sul Gazzettino di Treviso, sul Gazzettino trevigiano, troviamo i soliti 3 riquadri che ci portano le pagine interne, ma sono tutte pagine sportive, quindi le vedremo nel dettaglio tra poco. L'apertura parla dell'autopsia, dall'autopsia la verità sulla morte di Paolo Vai, che vi dicevo poco fa, oggi per Patrizia ed Angelica l'udienza di convalida dell'arresto. Guardate questo riquadro, c'è un esibizionista che semina il panico nel park del Mega ad Oderzo, un uomo vestito di tutto punto è arrivato nel parcheggio del supermercato Mega di Piavon di Oderzo per poi denudarsi dalla cintola in giù, spaventando a morte le clienti. Rintracciato, è stato denunciato naturalmente per atti osceni. Che sia colpa del caldo e dell'afa? Beh, attenzione perché caldo e afa sono in agguato, previste punte di 38 gradi addirittura. Treviso, qui seconda spalla, Petenà stronca, il Parco Sile dice è un ente inutile, a parlare appunto Petenà, parco, presidente Fulvio Petenà, leghista della prima ora, storico presidente dello stesso parco e per 20 anni presidente del Consiglio della provincia di Treviso, da dove è partito assieme a Luca Zaia. Caseater, la grana con il caro affitti, malumori nei quartieri popolari per l'impennata dei prezzi, Barbisan aggiunge siamo già al lavoro per ricalibrarli. Questa bella foto è delle nostre colline perché adesso Fondazione UNESCO va contro le speculazioni, terreni del DOCG in vendita e qualcuno dice vigileremo attentamente.
L'esperto sul riquadro in evidenza che i telefonini abbiano un peso rilevante sull'incidentalità non lo si scopre certo oggi. In Italia la fluttuazione è tra il 10 e il 20%. Nella Marca la media è ancora più alta, lo ha detto il neodirettore di ACI Treviso Angelo Centola. Questo perché c'è un traffico molto sviluppato, ma non lo sono altrettanto le strade strette e spesso senza vie di fuga. Il giro di vite sarà in arrivo per chi usa i cellulari alla guida, pattuglie in borghese comprese, è legittimato dal malcostume ma anche dalla statistica. Annega un trentenne spacciato, lo salva un dentista, era a pancia in giù, senza battito cardiaco, senza polso, praticamente morto, ma ha avuto fortuna. Prima qualcuno lo ha visto dai frangiflutti e poi è stato soccorso da un poliziotto fuori servizio e dai bagnanti. Andiamo ad Oderzo per chiudere, l'ultimo articolo, eccolo qua, esce dalla chiesa con l'ostia consacrata, il prete lo blocca davanti ai fedeli. Questo per quanto riguardava la chiusura della prima pagina. Torno sul caso dell'uccisione di Paolo Vai a Vittorio Veneto, ucciso in casa. La verità arriverà dall'autopsia, l'esame che verrà fatto nei prossimi giorni scioglierà i dubbi. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto di Patrizia Armellin e di Angelica Cormari, sono accusate di omicidio volontario. Vi dicevo poco fa del caldo, in arrivo una nuova ondata di caldo, previste punte addirittura di 38 gradi. L'apice lo avremo tra mercoledì e giovedì con tassi di umidità alle stelle sia di giorno che durante la notte. Guardate che bella foto, è sempre quella delle nostre colline, d'OCG, vigneti e terreni in vendita, ma vigileremo sulle speculazioni. Nel cuore delle colline, patrimonio dell'umanità, numerose proprietà sono state messe sul mercato. Oggi il valore di un ettaro vitato, cioè con le viti, è di circa 450.000 euro, con punte di 1 milione nell'area addirittura del Cartizze. In acqua quasi morto, salvataggio miracoloso, vi dicevo. Poi ad Asolo si piange Antonio Favretto, protagonista della piazza, è purtroppo deceduto. E questa cosa che poteva essere anche simpatica, perché da Oderzo fugge con l'ostia bloccato dal prete. Durante la messa in Duomo questo sconosciuto riceve una particola consacrata e poi se la porta via sotto gli occhi sbalorditi dei fedeli. Don Lorenzo lascia l'altare, lo insegue e lo ferma all'ingresso. Soluzione del giallo in serata: era solo un praticante ortodosso. Per chiudere, da Fregona, speleologo intrappolato sul Cansiglio, salvato dalle squadre di soccorso al rientro da una cavità in esplorazione non distante dalla località Crosetta in Cansiglio a Fregona. Uno speleologo sessantenne di Mestre si è trovato in difficoltà, ha dovuto chiamare aiuto. Queste le principali notizie, adesso siamo sull'angolo sportivo, sulle pagine sportive cominciamo dal Gazzettino, c'è più comodo per il formato in questo caso, e allora è il momento della regina. Margherita Panziera debutta oggi al mondiale coreano, subito i 100 d'orso, mercoledì i 50 e sabato i suoi 200. Con il titolo europeo di Glasgow in tasca e una costante crescita va all'assalto dello scettro irridato. L'Inghilterra sbarca a Treviso per quanto riguarda il rugby. Alla Ghirada da oggi il primo dei 2 raduni. 20 leoni con Oushie si stanno allenando e naturalmente il Benetton Rugby al lavoro anche in questa settimana. Ne sapremo qualcosa di più visto che avremo la possibilità di essere alla Ghirada. Treviso si ferma, ecco l'Inghilterra, vi dicevo, che in 2 tranche saranno appunto alla Ghirada. Charlie e il Benetton, un sogno, il 22enne italo-francese Trussardi è uno dei volti nuovi che sta destando più curiosità. Qui ho trovato, ha detto, tanto entusiasmo, lo ha detto anche in una nostra intervista, poi riportata appunto da Ben TV e in questo caso adesso dai quotidiani.
Argento che vale Tokyo, Silvia Biasi ha centrato il pass olimpico con l'Italia del sitting volley, riuscirci non è stato però così scontato. Si parla della pallavolo di Motta di Livenza, l'HRK punta sui giovani di valore scesi dalla A2. Nuove frontiere, Negro va in Brasile, il tecnico di Ponzano è il nuovo coach del team carioca Minas Gerais, si è già qualificato per la massima sfida continentale. Beh, vorrei ritrovare l'Imoco, dice Nicola Negro, nuovo allenatore delle brasiliane. Azzurrine in finale, c'è lo zampino delle tre panterine, sotto 2-0 ribaltano il risultato, contro la Turchia vincono 3-2, finale contro il Giappone giocata nella notte, vedremo se sapremo qualche cosa di più. Ruker Sanve, girone equilibrato e niente sorprese, qui siamo sul basket, e poi la TVB, carte vincenti, mentalità ed identità. Per quanto riguarda il nuoto si riprende la notizia di Margherita, poi il calcio dopo la Liventina che sabato ha iniziato, e ne parleremo nel nostro spazio sportivo con www.venetoglobe.com e sul digitale terrestre attraverso Caffè TV 24 con le interviste che abbiamo realizzato. Beh, oggi attacca il Monte Belluna, vacanze finite, raduno e primo allenamento oggi pomeriggio al San Vigilio per la nuova squadra affidata a mister Bodo. Il Nervesa senza calcio approda in consiglio comunale, lo sapevamo, e per quanto riguarda poi ancora il calcio, 2 pagine per il calciomercato locale, Godigese voglia di vincere, poi si parla di Ponzano in attesa di ripescaggio, di Badoere, ritorna mister Tonon, il Montello sogna il balzo in eccellenza, 5 new entry alla squadra di Volpago del Montello che sale di categoria grazie al Legnago che è ritornato in Serie D, è stato ripescato al Porto, arriva il giovane portiere Marian, raduno del Giorgione, pare infatti che al Porto Mansuè Scocco se ne vada e quindi si è corsi ai ripari con un altro portiere. Mi pare che questo sia tutto. Volevo soltanto trovare la pagina della Tribuna sulle dichiarazioni dell'Imoco Volley Conegliano, perché insomma c'è un po' di pressione, mi pare, Crowley avvisa tutti, non possiamo fare peggio dei playoff, questa è la dichiarazione del tecnico. Guardate la Tribuna come titola: corazzata Imoco, sei la favoritissima, Monza, Novara e Scandicci sono distanti, roster completati, tante rivoluzioni e molte conferme, e Conegliano resta la squadra da battere. Questo per quanto riguardava il collega della Tribuna che titolava e scriveva così. Per chiudere definitivamente con lo sport, la Gazzetta: Conte sbraita e spera, summit a Nanchino tra Antonio Conte, Marotta e Zhang, il tecnico insisterà per avere Lukaku e Dzeko, ma ora chi compra i deprezzati Icardi, Radia e Perisic? Pipita morde e fugge, Higuain entra e segna con il CR7 nella sfida persa 3-2 col Tottenham, un gol stupendo di Harry Kane, però per la Juve resta sul mercato il Pipita e la Roma lo aspetta, però è un Pipita che se è questo, insomma, tutti lo vorrebbero. Il Milan corre, chi va e chi viene, André Silva va al Monaco, ora si stringe con l'Atletico Madrid. La notizia più bella, oltre al recupero dell'alpinista italiano ferito, è questa, quella di la figlia d'arte Larissa Iapichino, nel lungo va a centrare l'oro agli Europei Junior, come la madre Fiora May, ma ritorniamo d'oro dopo 32 anni, insomma complimenti, il titolo della Gazzetta dice mamma mia. Bene, e con questa mamma mia noi chiudiamo il nostro appuntamento dedicato allo sport, dedicato all'informazione, dai quotidiani Tribuna di Treviso, Gazzettino e poi le pagine appunto trevigiane dei 2 quotidiani stessi, la Gazzetta dello Sport con cui abbiamo chiuso per l'ambito sportivo. Noi ci risentiamo domani, vi auguro una buona giornata.